Buongiorno e bentrovati all'appuntamento con A Voi la Linea. Tamponi a metà prezzo per i lavoratori per accedere alle mense aziendali. È questo il frutto dell'accordo siglato tra industriali udinesi e sigle sindacali sul fronte del Green Pass in mensa. Sentiamo a riguardo la Presidente di Confindustria Udine, Anna Mareschi Danieli. Un tavolo importante con i sindacati, fronte Green Pass e fronte mense aziendali, insomma che cosa avete stabilito? Siamo partiti dai concetti fondamentali, quindi qual è l'obiettivo comune di tutti? Quello di preservare la salute e preservare allo stesso tempo il lavoro. Detto questo, l'unica arma, e l'abbiamo condiviso e concordato fra tutti gli esponenti di questo tavolo, che ricordo CGIL, CISL e UIL, oltre all'Associazione degli Industriali di Udine, una rappresentanza RSPP, medici del lavoro e la Regione come uditore. Dopo aver concordato che l'unica arma che abbiamo in mano per prevenire il virus è quello del vaccino, quindi obiettivo principale aumentare il numero di vaccinati. Da qui siamo passati a discutere del come fare e del come applicare una FAQ governativa che, pur essendo stata emessa da una fonte estremamente autorevole, resta una FAQ, che significa non una norma. Siamo tutti concordi che il Green Pass per le mense aziendali è a questo punto da applicare e anche assolutamente necessario. Dobbiamo però tutelare tutti i lavoratori, indipendentemente dal perché un lavoratore non si è vaccinato. Per fare questo abbiamo deciso insieme ai sindacati di concedere ai non vaccinati una riduzione del prezzo del tampone ogni 48 ore, probabilmente sarà al 50%, lo stiamo decidendo in questo momento, non al 100% perché sarebbe un disincentivo alla vaccinazione, non farla totalmente a carico dei lavoratori perché ci sono varie motivazioni per le quali una persona può non essere vaccinata e perché in ogni caso hanno diritto a un pasto caldo e a un luogo idoneo per consumarlo, e quindi in questo modo 50% del costo del tampone ogni 48 ore dal 1° al 30 di settembre daremo modo a tutti quelli che sono indecisi di procedere rapidamente alla prenotazione e di passare il più velocemente possibile i 14 giorni che passano fra la prima dose e l'emissione del Green Pass. Quindi direi un risultato davvero ottimale che tenta di guadagnare tempo fino a quando il governo, si suppone, assumo, prenderà una decisione definitiva da questo punto di vista. Ecco, da questo punto di vista è auspicabile che ci sia un'obbligatorietà del Green Pass anche per accedere al lavoro? È assolutamente auspicabile, sì, però resta sempre difficile sostenere che sia necessario un certificato per una vaccinazione non obbligatoria. Questo continua a creare molta confusione, quindi quello che noi auspichiamo, partendo dal fatto che vorremmo il Green Pass all'ingresso dell'azienda, è un obbligo vaccinale, visto che non parliamo più di vaccino sperimentale. Il futuro delle principali località balneari è al centro del G20 delle spiagge che si sta svolgendo a Jesolo, protagoniste anche Lignano e Grado. La regione Friuli Venezia Giulia è rappresentata ai diversi tavoli di confronto dall'assessore al turismo Sergio Emidio Bini. Lo abbiamo sentito. Assessore Bini, il G20 delle località balneari, un appuntamento importante sicuramente per pianificare, per fare luce e chiarezza anche su quello che è il futuro delle stagioni turistiche e delle nostre località. Sì, una 2 giorni importantissima che si svolgerà, che si sta svolgendo a Jesolo. Ci saranno le 20 spiagge più rappresentative del nostro paese. Sì, si parlerà di presente, quindi si andrà a analizzare un po' tutta quella che è stata l'andamento della stagione turistica nelle località balneari di quest'anno. Per noi, come ho già avuto modo di dire, una stagione molto positiva, con un allungamento della stessa. Parlavo proprio ieri, guardate, ero stamane a Grado e parlavamo delle prenotazioni, settembre pieno, anche settembre, quindi tempo permettendo allungaremo la stagione, ma si parlerà anche di criticità, perché è giusto sì analizzare le cose positive, ma soprattutto le cose che vanno ancora migliorate, e soprattutto faremo dei ragionamenti di sviluppo strategico del comparto turistico, soprattutto a livello
balneare, che rappresenta la percentuale più importante di presenze per la nostra regione. Che ruolo giocano le nostre spiagge a livello così internazionale? Ma allora, qua è una mia considerazione. Io sono convinto che questo territorio fosse anche per una concorrenza sempre meno forte da parte della Croazia per una questione di costi. La Croazia ha alzato negli ultimi 2 anni i prezzi in maniera molto significativa, addirittura avendo dei prezzi superiori alle nostre località. Ha una potenzialità di crescita molto importante. Ci sono delle località italiane che hanno sfruttato la crescita già negli anni passati, noi siamo cresciuti un po' più lentamente, ma quando io leggo come quest'estate titoli di giornali che dicono che le presenze nelle nostre località balneari ricordano quelli degli anni '80, penso sia una cosa molto importante, ci stiamo lavorando su grandi potenzialità. Udine sotto le stelle allarga in città le zone in cui si svolgono eventi serali. Grazie alla sensibilità di esercenti locali della zona che da anni è teatro della storica festa di San Valentino, il borgo si animerà il venerdì sera con iniziative dedicate ai giovani musicisti. Sentiamo. Un saluto ai nostri amici telespettatori, mi trovo a Udine in via Prachiuso, dove è stato recentemente siglato un accordo per far partecipare anche il borgo alle iniziative di Udine sotto le stelle. Ne parliamo con l'assessore Maurizio Franz, quindi si inserisce anche questo borgo fra le varie iniziative del Comune? Senz'altro. Noi con grande soddisfazione accogliamo questa richiesta da parte del Borgo Prachiuso, uno dei borghi storici della città di Udine, di entrare a far parte del progetto di Udine sotto le stelle, un'iniziativa che è partita l'anno scorso in emergenza Covid, che sta raccogliendo sempre più consensi ed adesioni e che rappresenta soprattutto una grande opportunità non solo per gli operatori economici della città, in questo caso specifico per via Prachiuso, ma anche e soprattutto per i tanti cittadini e visitatori, quindi un modo per promuovere dal punto di vista turistico la nostra città. E con noi ci sono anche Nello Coppetto e Nicoletta, i promotori praticamente di questa iniziativa che intanto comincia a svolgersi solamente di venerdì e poi si vedrà. Per il borgo che cosa rappresenta? Allora, per il borgo rappresenta un'opportunità che ringraziamo l'amministrazione comunale per aver dato questa bellissima iniziativa, per aver organizzato questa bellissima iniziativa, ma per il borgo possiamo definirla come una rinascita del borgo, come tutti i borghi e come la città di Udine dopo la difficoltà del coronavirus. Quindi venerdì ci sarà questo evento dove suoneranno dei ragazzi, abbiamo puntato sui ragazzi giovani, sui 25-30 anni al massimo, per dare disponibilità anche loro di farsi conoscere. Quindi l'evento inizierà dalle 20:30 alle 11, alle 23 e quindi suggerimento a tutti di partecipare per sostenere il borgo, sostenere i ragazzi e soprattutto l'amministrazione comunale su questo evento. E parliamo con l'anima dell'iniziativa, Nicoletta, che è riuscita a mettere insieme praticamente le attività commerciali della zona, i pubblici esercizi, per poter fruire di questa occasione. Certo, speriamo che vada bene, ci proviamo e siamo positivi. Vi aspettiamo. Ecco, quante sono praticamente le attività che hanno aderito? In 5 siamo per adesso e speriamo che insomma per il futuro ci siano sempre di più. Speriamo. C'è stata difficoltà a mettervi insieme? No, è andato tutto bene, tutto lineare, vero Nello? Perfetto. E siamo contenti, speriamo bene. Riforma della sanità al centro delle richieste del CAPLA del Friuli Venezia Giulia, il cui nuovo presidente è stato eletto oggi. È Pierino Chiandussi e proviene dal mondo dell'autotrasporto di Confartigianato. La linea A, sempre a Isabella Gregoratto. Un saluto ai nostri amici telespettatori, mi trovo in Camera di Commercio a Udine, dove in Sala Valduga si sono appena svolti i lavori per l'elezione del nuovo rappresentante del CAPLA regionale. È stata l'occasione per puntare il dito sulle tematiche, sulle problematiche più impellenti. Ne parliamo con Pierino Chiandussi, neoeletto, coordinatore, segretario, come presidente si dice. Coordinatore in sala. Ecco, presidente regionale, Pierino Chiandussi.
che proviene dal mondo dell'artigianato, proviene dall'autotrasporto. Una delle problematiche più sentite è adesso la perdita del potere d'acquisto del 25% addirittura, no, delle pensioni. Assolutamente sì, però le priorità che oggi abbiamo affrontato sono sicuramente anche questa perdita d'acquisto che ormai si dilunga dal 2011, quando c'è stato questo intervento sperequativo che assolutamente va ritoccato. Invece quello che noi puntiamo come priorità è il sistema sanitario, perché noi rappresentiamo ormai delle persone che hanno i capelli bianchi, ma non solo, le patologie sempre possono aumentare con appunto la crescita dell'età, e pertanto noi poniamo come forza e ci daremo, io mi batterò affinché queste situazioni del sistema sanitario vadano rimodificate, perché dopo la lezione di questa pandemia o impariamo la lezione oppure sarà tardi. Perciò quello che è stato detto in sala, assolutamente medicina al territorio, supporto agli anziani che ancora possono vivere a casa loro e non sempre metterli in casa di riposo ove non serva. Noi sulla disabilità ci batteremo, perché queste persone hanno la disgrazia di avere queste patologie, ma debbono poter vivere una vita all'altezza di ogni cittadino. Perciò grande forza che il CAPLA possa avere sui tavoli istituzionali, ci batteremo con tutti questi temi che sono fondamentali. Ecco, tra l'altro ricordiamo che in Friuli Venezia Giulia gli iscritti al CAPLA sono 80.000, quindi una fetta significativa di popolazione con noi. C'è anche il rappresentante nazionale del CUPLA, perché a livello nazionale si chiama CUPLA, ed è il coordinatore Gianlauro Rossi. Sì. Parliamo anche delle condizioni appunto dei pensionati. Dopo aver lavorato una vita si sono messi da parte appunto la possibilità di percepire una pensione, ma una pensione che sta perdendo potere d'acquisto giorno dopo giorno. Sì, in base a uno studio che è stato fatto dal CER, che l'abbiamo commissionato noi, salta fuori che in una decina d'anni si è perso circa il 30% del potere d'acquisto delle pensioni. E questo è un problema serio, molto grave anche, perché se 10 anni fa c'erano dei pensionati che con la loro pensione potevano sopravvivere abbastanza bene, adesso questi stanno cadendo nella povertà. Quindi questo è uno dei temi a livello nazionale. Giustamente ha detto Pierino che invece a livello regionale bisogna affrontare altri temi. Però a livello nazionale questo è uno dei temi fondamentali che dovremmo riuscire a portare avanti, e proporremmo ai sindacati nazionali CGIL e CISL di portarlo avanti insieme, se sono disponibili a fare questo tipo di percorso. Bene, con noi oggi ha partecipato appunto all'assemblea, ai lavori, ha portato la voce di Confartigianato il presidente appunto di Confartigianato Graziano Tilatti. Il messaggio che si può dare in questo momento al mondo artigiano e in questo caso anche ai pensionati, al di là dei discorsi Green Pass, vaccinazioni, a proposito anche lì come si ama? Beh, intanto ai pensionati dobbiamo dire grazie per quello che è stato il contributo che hanno dato durante la loro fase lavorativa e quello che stanno facendo tutt'oggi, perché se andate in giro per i paesi vedrete che chi ha tenuto in piedi le associazioni di volontariato che hanno assistito tantissime persone durante la pandemia sono sempre i pensionati che provengono dal mondo autonomo e non solo dal mondo dei lavoratori autonomi. Ci uniamo anche nell'augurio, cioè diciamo grazie a loro, diciamo grazie alla struttura sanitaria regionale, a tutti gli operatori e anche alle amministrazioni comunali, alla macchina pubblica che ha dato una risposta positiva in questo momento di pandemia. Ci auguriamo infine che adesso, una volta di sconfiggere questa pandemia, e trovare subito le soluzioni per tornare anche a una sanità di base, cioè a una riforma della sanità che ci rintroduca quelle figure sul territorio. Con il concorso di tutti ce la faremo, è un confronto difficile, ma credo che l'ottimismo che viene dal mondo dell'imprenditoria autonoma ci deve aiutare a trovare una soluzione, tenendo conto che le soluzioni in questo momento si troveranno solo ed esclusivamente se saremo capaci di stare uniti.
Bene, ringraziamo il Presidente di Confartigianato, Graziano Tilati, ringraziamo il Coordinatore Nazionale del CUPLA Gianlauro Rossi e grazie anche al Presidente del Friuli Venezia Giulia del CAPLA, Pierino Chiandussi. Grazie a voi. Grazie a Paolo Bassi per le riprese, restituisco qui dalla Camera di Commercio è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Isabella, al momento di una breve pausa pubblicitaria, ci ritroviamo subito dopo. Rieccoci nuovamente assieme per la seconda parte di A voi la linea. La mostra 60 anni con le frecce è stata inaugurata ieri sera nella chiesa di San Francesco a Udine e propone 80 pannelli fotografici che ripercorrono la storia della pattuglia acrobatica. L'esposizione, allestita dall'Istituto regionale di promozione e animazione culturale in collaborazione con Regione, Comune di Udine e Fondazione Friuli, è visitabile da oggi. Vediamo. 60 anni con le frecce tricolori, una mostra bellissima allestita qui nella ex chiesa di San Francesco a Udine. Siamo in compagnia del tenente colonnello Gaetano Farina, che è il comandante delle frecce tricolori. Beh, insomma, si comincia a entrare nel clima del compleanno con questa mostra meravigliosa. Sicuramente quest'anno ricorrono proprio i 60 anni delle frecce tricolori e questa mostra è a corollario di quello che sarà quelli che saranno i 60 anni delle frecce tricolori. Il 18 e 19 settembre avremo la possibilità di ospitare, seppur in numero esiguo, la gente che vorrà venire a visitare le frecce tricolori in una festa del volo. Intanto, come dicevo, un piccolo antipasto con queste immagini veramente bellissime che vi ritraggono in acrobazie o anche in scenari d'aiuto alle persone. Sicuramente in questa mostra abbiamo voluto sintetizzare un po' quella che è la storia delle frecce tricolori, soprattutto quelle degli ultimi anni, i luoghi che hanno sorvolato le frecce tricolori, partendo appunto dalla regione Friuli, passando poi per alcuni momenti in cui abbiamo avuto la possibilità e l'onore di sorvolare il nostro bellissimo paese, per poi passare in alcuni luoghi all'estero. Le frecce tricolori in 60 anni di storia hanno sorvolato ovviamente oltre al territorio del Friuli, quello nazionale, anche 48 paesi in giro per il mondo, in 4 continenti, e sono rappresentate anche le capacità della nostra forza armata. Le frecce tricolori sono un piccolo tassello di quella che è l'aeronautica militare. L'aeronautica militare ha tantissime capacità. Noi, in quanto frecce tricolori, in quanto uomini e donne delle frecce tricolori, abbiamo il compito di rappresentare tutte queste professionalità. Lo facciamo attraverso il volo acrobatico collettivo, che è la massima espressione del lavoro di squadra. E quanto vi sono mancate questi appuntamenti, questi show, che purtroppo alcuni sono dovuti essere rinviati proprio a causa della pandemia, ma adesso si spera che possiate di nuovo librarvi sui nostri cieli. Sicuramente sono stati 2 anni particolari fino ad oggi, 2 anni in cui abbiamo dovuto modificare anche il nostro modo di addestramento, il modo di addestrarsi per rispettare tutti quelli che erano i protocolli Covid. Ovviamente parliamo dell'inizio e continuiamo comunque a farlo. Sono stati 2 anni diversi, mi piace definirli diversi e non difficili, ma ripartiremo presto. Il 18 e 19 settembre sarà un'occasione per poter rivedere dal vivo le frecce tricolori. Sindaco, una mostra che rappresenta un orgoglio assolutamente, non solo della nostra regione ma di tutta l'Italia, e che viene ospitata qui a Udine. Sì, ma in particolare per noi, perché l'acrobazia aerea è nata qua, è nata a Campoformido, subito dopo la prima guerra mondiale. La pattuglia acrobatica ha sede qui da noi da tanti anni. Quest'anno ricordiamo i 60 anni della sua presenza a Rivolto, a 10 km dalla città di Udine. Quindi io sono veramente orgoglioso di poter ospitare questa mostra che racconta i 60 anni della pattuglia acrobatica, che vola a continuazione sui nostri cieli, che ci fa felici guardando le prodezze e le capacità acrobatiche di questi piloti con i loro aerei. E anche questa foto della città di Udine che loro hanno immortalato in un passaggio sono tutti momenti, insomma, che ci appartengono e che noi come cittadini di Udine, direi anche come friulani, siamo molto legati alla pattuglia acrobatica.
Moruzzo punta sul turismo green con la valorizzazione del sentiero Stringertacoli. Con l'incremento dei turisti intende porre mano alla viabilità con la realizzazione di una rotatoria all'altezza dell'incrocio con Brazzacco e l'introduzione di telecamere per il controllo dei veicoli. Vediamo. Saluto i nostri telespettatori dalla piazza più bella di Moruzzo, dal Belvedere. Qui ho incontrato il sindaco di Moruzzo, Albina Montagnese, per parlare di come sta andando la stagione turistica, ma anche di tante novità che riguardano la viabilità. Infatti gli automobilisti prossimamente dovranno stare molto attenti a rispettare le regole. Cominciamo dal turismo, perché c'è stato un incremento considerevole di fruizione di questo sentiero Tacoli che è lungo oltre 14 km e che collega praticamente 3 comuni, Moruzzo, Martignacco e Fagagna. Quindi avete constatato che c'è stato un grande incremento di turismo, soprattutto di persone che amano le passeggiate. Sì, buongiorno, grazie, vi ringrazio per questa intervista. Sì, abbiamo notato, soprattutto diciamo adesso durante il Covid, che le persone hanno scelto le nostre bellissime colline e hanno scelto di frequentare luoghi all'aperto e in particolare questo sentiero bellissimo che noi, grazie all'aiuto di diversi volontari, che non cito perché non voglio dimenticarmene qualcuno, ma che li ringrazio veramente di cuore, abbiamo appena risistemato, ristrutturato, abbiamo completamente ritabellato. È un sentiero appunto che ha una lunghezza di 14 km, però chi non ha la possibilità di percorrerlo tutto abbiamo creato due percorsi che sono un attimino più corti e quindi accessibili a tutti. Percorre i luoghi più belli del nostro comune, ma si congiunge anche con i nostri 2 comuni limitrofi, che sono il comune di Fagagna e fino a finire al comune di Martignacco. Ecco, è un percorso che può essere fatto tranquillamente a piedi e ti dà la possibilità di ammirare i nostri splendidi luoghi, come anche in bicicletta. Ecco, è molto percorso anche in bicicletta, ecco, è stato riscoperto tantissimo in seguito al Covid, io credo, perché lo vedo che ultimamente è molto frequentato, ecco, come sentiero. Sì. Ecco, e c'è sempre un maggior afflusso di turisti, anche mordifuggi praticamente, che arrivano qui nella zona. E allora è necessario dare apporti significativi, dare sistemazione significativa alla viabilità qui di Moruzzo. Il primo intervento che verrà fatto prossimamente è la rotatoria all'altezza dell'incrocio con Brazzacco. Sì, esatto. Questo è un lavoro per il quale abbiamo ricevuto un contributo di circa €500.000. In realtà il contributo era stato ricevuto dal sindaco Roberto Pirò, che mi aveva preceduto, è un contributo ricevuto dalla regione attraverso l'UTI, che risolverà. Allora, noi speriamo di riuscire a far partire i lavori per questo autunno, la gara con l'impresa è già stata fatta, che risolverà un problema di circolazione di un incrocio molto pericoloso, un'intersezione che da un lato porta a Brazzacco e dall'altro scende verso la frazione di Alnico e Brazzacco Centro. Ecco, come ho detto, l'importo totale è di circa €500.000 e il tempo per terminare i lavori è di circa 6-7 mesi, ecco, credo. Quindi ci saranno un po' di disagi per chi dovrà attraversare questa strada. Ecco, approfitto per avvertire che quando inizieranno i lavori, quella è una strada provinciale molto utilizzata per chi da Udine attraversa Pagnacco e quindi si dirige a Fagagna. Purtroppo ci saranno i disagi dovuti al caso e dovuti ai lavori. Tutti gli utilizzatori, io raccomando già fin da subito che dovranno avere pazienza, perché quando è che cominceranno i lavori? Guardi, quest'autunno, ecco, al più tardi proprio quest'autunno, mi sento di dire, ormai che abbiamo fatto la gara, anche abbiamo l'impresa. Quindi settembre-ottobre? Beh, diciamo ottobre, va, perché siamo un po' scaramantici, ecco, diciamo ottobre, tanto che insomma aspettiamo di far partire questi lavori, finalmente posso dire che ce l'abbiamo fatta. Ecco. Senta, e poi abbiamo detto proprio in apertura, novità, attenzione per gli automobilisti, perché avete intenzione di sistemare telecamere lungo la viabilità?
Esatto, esatto. Allora diciamo che le strade di Moruzzo adesso sono frequentate veramente tanto e purtroppo, nonostante i controlli dei vigili, gli automobilisti anche corrono. Abbiamo deciso di fare, diciamo, un primo intervento che sarà il posizionamento di 2 telecamere, una all'ingresso del paese, verrà posizionata proprio nella frazione di Alnicco, e un'altra verrà posizionata in via Carbonaria, quindi sempre sulla strada provinciale che porta verso Fagagna, e queste telecamere qui, come è già stato fatto anche in altri comuni, monitoreranno il traffico ovviamente, ma si occuperanno anche di rilevare, cosa principale, tutti quegli autoveicoli che non saranno dotati né di collaudo né neanche di assicurazione. Ecco, quindi sicurezza accanto ai controlli. Questo non è solo che il primo passo, perché mi pare di aver capito che avete intenzione di intervenire su più parti di Moruzzo. Sì, certo. Queste sono le prime 2 che metteremo, dopodiché anche per quanto riguarda Alnicco abbiamo intenzione di affidare un incarico ad un progettista per un progetto che cerchi di ridurre la velocità in quella strada lì che è molto trafficata, quella che arriva da Plaino, passa per il centro di Alnicco fino ad arrivare su a Brazzacco e fino al famoso incrocio che appunto per il quale stiamo iniziando i lavori. Lì gli abitanti ce lo stanno chiedendo da diverso tempo, adesso io spero che riusciremo a dare un incarico per la progettazione e risolvere anche il problema della alta velocità e quindi della pericolosità, ecco, di quella strada. Bene, quindi ringraziamo il sindaco, qui dal Belvedere di Moruzzo è tutto, grazie a Paolo Bassi per le riprese e restituisco la linea allo studio. Grazie ancora Isabella, per oggi è tutto, vi ringrazio per essere stati con noi e vi do appuntamento con A Voi la Linea domani, buon pomeriggio.